Era ora? Cioè quello di Meolo è l'esempio che vanifica le operazioni legittime degli autovelox. A suo modo un simbolo di ciò che non andava fatto, Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, non si nasconde dietro frasi di circostanza dopo che il sindaco di Meolo ha spento l'autovelox in Treviso Mare al confine con Roncade. Decisione presa a malincuore, quella del primo cittadino, troppi ricorsi e tanta ancora l'incertezza della normativa con relative circolari, così la strada è meno sicura, aveva detto il sindaco meolese Daniele Pavan, ma per Stefano Marcon quell'autovelox non ha nessun alibi né giustificazione, anzi il presidente entra pure nel merito. In quel prezzo di strada, se non ricordo male e se non sto sbagliando, hanno abbassato il limite a 70 all'ora per consentire di installare l'autovelox e un paio di centinaio di metri dopo hanno riportato il limite a 90. Quelle azioni sono quelle azioni che hanno portato a fare montare la polemica sull'utilizzo strumentale degli autovelox. Insomma, non un presidio di sicurezza, ma un boomerang. La discussione anche tra amministratori è aperta e stavolta Fleximan non c'entra nulla. Per Marcon non tutti gli autovelox sono uguali. È sacrosanto fare sicurezza, ma bisogna farlo in legittimità.